Questo negozio è stato realizzato un nuovo tipo di impianto di rifrigerazione alimentare in combinata con l'impianto di riscaldamento. Tengo a precisare che l'impianto di riscaldamento in questo negozio non usa combustibili, ovvero gas metano, gasolio o nafta, ma bensì usa il recupero calore degli impianti del freddo alimentare. È uno dei primi che testiamo proprio così. Impianto transcritico cosa vuol dire? Che è un impianto che lavora solo ed esclusivamente a CO2, quando fino diciamo, ai negozi precedenti c'era l'abbinata CO2 e freon. Oggi questo è totalmente CO2, quindi bassissimo impatto diciamo, a livello di inquinamento e darà sicuramente, anche in caso di fuoriuscite di CO2, non è inquinante.